E direi che siamo in live, quindi bentornati su Parresia. Ti è piaciuta questo saluto, Mirko? Oggi parleremo delle evoluzioni che i simboli dei partiti politici italiani e le locandine e manifesti elettorali hanno avuto dall'inizio della Repubblica sino ad oggi, o almeno ci proviamo. Ne parleremo con i nostri ospiti, di cui già due li conoscete, cioè Mirko Campochiari del canale Parabellum e Giovanni Cecchini dell'omonimo canale Giovanni Cecchini. Inoltre si è aggiunto in extremis un graditissimo ospite, che è un esperto di simbologia dei partiti politici e che è apparso in varie trasmissioni televisive, come ad esempio Propaganda Live. E con noi è Gabriele Maestri. Beh, io vi ringrazio per essere tutti qui. Buonasera a tutti. Potete anche salutare. Non è... Buongiorno a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera, io ho deciso di votare per tutti i partiti che ho dietro, per par condicio. Così. Bene. Anche quelli che non esistono, anche quelli che non esistono più. Sì, dai. Abbondiamo, diciamo. Torniamo ora seri, un momento. Prima vorrei iniziare dicendovi, insomma, come è nata l'idea di questa live. E un giorno mi squilla il telefono e mi chiama Giovanni Cecchini, io rispondo al telefono e mi dice: pronto Luca, senti, volevo proporti un video sui partiti politici, l'evoluzione dei simboli, che ti interessa? E io ho detto: oh, Giovanni, certo che mi interessa, facciamolo subito. E così è nata questa live. Per parlare però dell'evoluzione, diciamo, di questi simboli, di cui ovviamente non solo Mirko, Giovanni, ma specialmente Gabriele, insomma, ci daranno molte informazioni in più, io partirei più nello specifico dal concetto di camuffamento, citazione e plagio. Che cosa voglio dire? In poche parole, non è stato inventato nulla di nuovo, ma ci si è per l'appunto, almeno nella creazione di simboli, nella creazione delle locandine, dei manifesti, dei partiti politici, si è per l'appunto rifatti a vecchi stilemi, anche da un punto di vista artistico, per così dire. E lo vedremo con immagini ed esempi a riguardo. Ma partirei proprio nel vivo e con un primo esempio, il famoso I Want You, che zio Sam, diciamo, diceva, tra virgolette. Ecco, se possiamo farlo vedere, ecco, ha proprio un esempio, è un esempio particolare, e qui darei il là a Mirko. Prego. Sì, diciamo che questo simbolo è stato ricreato e riutilizzato poi nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale viene ripreso come concetto addirittura fino al 48, quindi vedremo una carrellata di esempi. È interessante anche vedere chi è stato usato, diciamo. Questo è Kitchener, che era un famoso comandante inglese che aveva partecipato alla guerra anglo-boera, aveva partecipato alla sconfitta del Mahdi in Egitto, quindi era un personaggio molto duro. Fra l'altro Churchill aveva detto di lui che lo odiava ancora prima di averlo conosciuto, perché era famoso per, diciamo, snobbare le sue truppe, per non parlare neanche con i suoi ufficiali, però era l'uomo, diciamo, il Cesare, che sarebbe servito all'Inghilterra per, diciamo, raggruppare soprattutto gli uomini durante la prima guerra mondiale. E questo simbolo è stato riutilizzato, come vedremo, tantissime volte, in tantissime varianti, da praticamente ogni paese. Queste sono sempre immagini, diciamo, inglesi. Questa è la versione americana dello stesso, però con lo zio Sam. Queste sono sempre le versioni, diciamo, propagandistiche, dove si vedono gli uomini, no? In fila, che andavano, diciamo, al reclutamento. Fra l'altro c'erano anche delle immagini storiche con fatto, diciamo, un po' di diciamo propaganda occulta, nel senso c'era un famoso poster dove c'erano un uomo vestito, diciamo, da lavoratore, uno borghese, uno di alto livello, per far capire che tutte le classi sociali correvano ad arruolarsi. Quindi questo era un modo anche, per questa è la versione dei rossi bianchi, questa è la versione, diciamo, dei comunisti, dei bolscevichi. Questo concetto viene ripreso quasi ad infinitum, praticamente in ogni modo. Ormai l'immagine è talmente palese, talmente uguale, che si vede anche le posizioni, che sono quasi ricalcate, viene ripresa anche dai tedeschi. E quindi è rimasto un pochino nel collettivo. Ancora oggi
per chi è insomma un po' giovane, ci sono i meme che vanno a riprendere questo posto e magari non ne conoscono nemmeno le origini iniziali. Questo, se non sbaglio, era serbo. Vengono sempre ripresi la stessa simbologia, ovviamente vengono riprese anche dagli italiani e da altri paesi, c'è quello per la guerra civile spagnola. Quindi questo fa capire che spesso certe simbologie, questo è addirittura israeliano, cioè per dare un'idea, certe simbologie vengono riprese. Questa è del 48, che va a riprendere Garibaldi, anche lui con il dito che punta. E quindi perché cominciare con questo? Per far capire che in realtà i simboli vengono praticamente rielaborati, ma non c'è mai nulla di nuovo, perché comunque certe simbologie sono forti e rimangono, e quindi c'è una certa convenienza al riciclaggio. Questi sono degli esempi storici, questo forse è uno dei più classici, dei più riutilizzati, diciamo, e quindi è abbastanza palese, come vedremo poi con tutta la simbologia partitica, che gira e rigira, alla fine si rimane sempre sulla stessa simbologia, che poi viene rimaneggiata e arriva, diciamo, alle versioni correnti, anche se poi magari la classe votante, diciamo, non se ne rende conto, perché magari passa una generazione, però se andiamo a vedere, per esempio, anche nei simboli comunisti, è palese che c'è, diciamo, una reminiscenza sempre della stessa simbologia, fino ad arrivare, diciamo, alla sinistra arcobaleno, che è un pochino già differente, però fino al Partito dei Comunisti Italiani, cioè del 98, quindi parliamo di 20 anni fa, bene o male la simbologia, diciamo, rimane più o meno la stessa. Non so se Giovanni aveva da aggiungere qualcosa su questo. Secondo me il là viene anche dall'uomo vitruviano per quanto riguarda il simbolo della stella, perché anche questo è molto interessante da vedere come viene ripreso un po' in tutta la simbologia. Dimmi te, Giovanni. Sì, il discorso che tu fai è estremamente corretto e pertinente, e ci ricollega come l'elemento della tradizione politica si unisce e si confonde con l'esperienza delle guerre, e proprio le esperienze delle guerre, che sono particolarmente traumatiche, ma alla fine di ogni guerra c'è anche un elemento di sollievo, di unità nazionale, perché comunque le guerre si vincono e si perdono nella sua globalità. Molto spesso si vincono nella propria globalità, un popolo quando si perde cerca sempre di scaricare la responsabilità verso una parte, però l'elemento della simbologia militare mi preme dirlo, perché non sempre viene affrontata questa cosa, la ritroviamo molto spesso e ci serve per quello che poi andremo a capire per la simbologia del periodo della Repubblica Italiana. Nel 1944 è operante nel ricostituito esercito italiano del Sud il Corpo Italiano di Liberazione, una formazione che dura pochi mesi e appunto che procede nella guerra di liberazione, appunto, grosso modo nel periodo in cui si combatte nel centro Italia. Ebbene, il simbolo di quella unità è il guerriero di Legnano con la scritta Libertas, con una croce, e ironicamente adesso mi è venuto in mente, adesso parlando, se no vi avrei mandato le foto, adesso sentendo Mirko mi è venuto in mente questa cosa, non era prevista, però se appunto andate a vedere questo scudo, questo simbolo del Corpo Italiano di Liberazione, noterete come appunto ha l'elemento del guerriero di Legnano, che è stato ed è tuttora l'elemento simbolo della prima Lega Lombarda, poi Lega Nord, poi Lega, e la croce con la scritta Libertas indica appunto la tradizione della democrazia cristiana e effettivi eredi. Quindi questo ci dimostra come non ci si inventa nulla, si riutilizza, si prende a prestito, si adopera nel modo più opportuno attraverso appunto le fasi politiche, e appunto troveremo anche delle simbologie, dei mezzi di comunicazione che magari sono anche utilizzati da parti diverse. Quindi se lo scudo crociato ha una sua afferenza ai partiti di centro nelle proprie
varie declinazioni, a partire appunto dalla Democrazia Cristiana e poi dalla metà degli anni 90, tutti coloro che sono eredi in qualche modo della Democrazia Cristiana, ebbene però ha una sua tradizione che appunto in qualche modo va a riprendere quel simbolo militare e affiancato a quello di quello che sarebbe stato poi la Lega. Quindi è un elemento molto interessante in cui la varietà dei modi di utilizzare, e abbiamo visto i 2 manifesti, quelli con Garibaldi, che vengono utilizzati in maniera contrapposta. Garibaldi che è il simbolo ufficiale del fronte democratico popolare, quindi quella formazione di sinistra che in qualche modo propone un'alternativa di sinistra, ecco, siamo una scelta di campo. Sappiamo come il 48 è stata un'elezione particolarmente storica in tutto e per tutto. Ebbene, lo utilizzano coloro che l'hanno scelto come simbolo, ma allo stesso tempo la parte avversaria è preoccupata perché Garibaldi è un simbolo che tira, che potrebbe essere utilizzato. Non a caso lo stesso elemento Garibaldi e quindi tutta una parte della tradizione risorgimentale era stata utilizzata anche dalla Repubblica Sociale. Quindi vediamo come poi sono simbologie, tradizioni storico-politiche che vengono interpretate e vengono utilizzate in maniera anche distorta per proprio tornaconto. Quindi questo è un elemento molto interessante che ci offre la possibilità di andare a capire e di andare anche a confrontare la storia politica nazionale attraverso l'utilizzo o la distorsione di determinate immagini, di determinate simboli che possono rappresentare qualcosa in un momento storico, ma possono rappresentare anche esattamente l'opposto in un altro momento storico. Beh, a questo punto io direi, Gabriele, avrai Se sicuramente posso, qualcosa da aggiungere, ma dato che c'hai scritto lì, aggiungerei, ti sei comprato le case con questa roba, no? guarda, talmente non hai un'idea, guarda, non ho mai, lasciamo perdere, per queste cose come sapete non si prende mai un soldo perché è una cosa drammatica. No, su quello che stavate dicendo, cioè non si inventa nulla, si ricicla parecchio, mi permetto di inserirmi in questo filone in breve, perché a partire da cose che effettivamente avete detto, io non tiro fuori i manifesti perché anche se fanno certamente parte del mio interesse, ci sono persone molto più titolate di me, a partire da Edoardo Novelli, che ha anche scritto un volume di recente su questo e qualche manifesto di questi lo si è anche visto lì. Ma al di là di questo, gli stessi simboli testimoniano, lo hanno testimoniato in passato e lo testimoniano tuttora, un'opera di riciclaggio significativa. Per il passato non ci dobbiamo dimenticare che ci sono simboli che naturalmente sono passati di paese in paese, di mano in mano. Falce Martello ne è il classico esempio, è forse il più semplice da questo punto di vista perché a livello internazionale è riconosciuto come simbolo socialista e prima comunista e poi comunista, è sempre bene ricordarlo. Chi ci ascolta certamente lo sa, ma molto spesso si pensa che in realtà sia comunista, in realtà lo è soltanto in un momento successivo. Soltanto da tempo siamo abituati a non vedere più falce e martello nei simboli del Partito Socialista Italiano, ma fino al 1987 in modo ufficiale sono rimasti in quella miniatura che si è vista prima nella parte sinistra dell'immagine del grafico che avevi mostrato. Ma al di là di questo, quindi questo è un segno internazionale che poi è stato declinato in tanti modi e altri ancora ce ne potrebbero essere. Ma spesso ci dimentichiamo che per esempio ci sono stati prestiti internazionali di simboli. In particolare abbiamo un'andata e ritorno rispetto alla Francia, per esempio. Alla fine all'inizio, anzi, pardon, degli anni 70, per quello che se ne sa, visto che il tutto è avvolto nella leggenda e la verità non la sapremo mai, la Rose au Poing, anzi le Poing et la rosa nel pugno del Partito Socialista francese venne presa a prestito, secondo qualcuno scippata in camicia da notte, ma questa è un'altra storia, da Marco Pannella, avendola ricevuta da Mitterrand, peraltro senza avere pagato i diritti all'autore del disegno che poi fece causa e ebbe ragione in Italia all'inizio degli anni '80,
con tanto di moneta sonante pagata nel sito, avevo ritrovato il documento che ne parlava, ma quasi nello stesso periodo Jean-Marie Le Pen ottenne la fiamma tricolore dal Movimento Sociale Italiano e non fece altro che prenderla e utilizzarla identica, naturalmente senza la base trapezoidale con MSI. Se voi lì vedete la versione successiva che è utilizzata attualmente ancora dal Rassemblement National di Marine Le Pen, ma quella precedente, appunto, anzi è quella che si vede, esatto, non l'avevo vista subito, quella che è marcata 1972, al posto di MSI c'è FN, ma la fiamma è esattamente identica, anzi è identica a quella che veniva usata alla fine degli anni 60 dal Movimento Sociale Italiano. Quindi questi prestiti si sono fatti, significa che quando un segno veniva ritenuto forte, certamente c'erano questi tipi di prestito. Mi limito a dire in pochi secondi che naturalmente il riciclo continua negli ultimi anni perché i partiti che ritengono di essere eredi o provano a rivendicare una qualche continuità con i partiti storici non hanno fatto mancare reinterpretazioni spesso anche graficamente maldestre di falci martelli, ma soprattutto di garofani e di scudi crociati, spesso non finiti sulle schede perché bloccati prima dalle norme esistenti o da altri conflitti in tribunale che difficilmente finiscono. Lo stesso vale per altre edere, soli nascenti che sono stati recuperati anche di recente. Quindi diciamo che si continua a riciclare, a volte va bene, molto spesso i risultati sono discutibili, graficamente di sicuro, spesso anche sul piano elettorale. Sì, beh, su questo argomento, tra parentesi, anche tu, Mirko, se non ricordo male, hai notato Sono colpevole di questa immagine, lo ammetto, l'ho fatta io. Fantastico, noi l'abbiamo rubata, ovviamente. L'hai rubata da cortocircuito.ore.it, l'avevo fatta per loro. Fai delle bellissime immagini molto esplicative e in alta definizione, quindi ho detto prendiamola come esempio. Non faccio il grafico, quindi mi diverto, mi limito a divertirmi. Ma nemmeno noi, forse l'unico qui dentro è Mirko Campochiari che ha un po' più di attinenza. Ma tornando appunto a Mirko, riprendendo anche il discorso che faceva Gabriele, anche tu mi sa che hai notato delle simbologie, parlo ad esempio nel caso dell'Azov, delle simbologie diciamo riprese da un vecchio passato un po' nostalgico, se non ricordo male, tipo il sole nero e quant'altro. Ecco. Beh, diciamo che è comunque tutto attinente non al nazismo in realtà, anche se poi loro vanno a riprendere, perché lo stesso nazismo poi andava a riprendere dalle simbologie nordiche più vecchie che poi andavano a prendere in realtà da una cultura in realtà orientale, perché sono tutti simboli in realtà di solito sono diciamo buddisti, il simbolo del sole, queste cose qui. Spesso si riprendono i simboli, non se ne conosce la reale diciamo origine in un certo senso, quindi quando vedi è vero che poi a un certo punto il sole, c'è anche il sole proprio diciamo slavo, il sole nero slavo che viene ripreso, però loro si rifanno molto di più diciamo la simbologia del Terzo Reich in un certo senso, le rune, le Wolfsengel, le doppie rune, queste cose qui. Quindi sì, si rifanno a quella simbologia, cercano un po' di camuffarla, di mischiarla anche con un po' di simbologia, diciamo, dei paesi dell'est, ma in realtà è un misto tra, diciamo, simbologia nordica antica e dell'estremo oriente, quindi è quello che tentano di fare. Io ho notato che la maggior parte delle volte non hanno la più pallida idea dei simboli che portano dietro. Posso anche raccontare un esempio di vita reale. Avevo un amico che aveva le chiavi con il triregno, che sono il simbolo papale, su un vestito, e non lo sapeva. A volte uno compra le cose solo perché gli piace esteticamente, diciamo, era appagante ai suoi occhi, ma in realtà aveva un simbolo papale, e questo secondo me spesso non quanto chi lo sceglie, ma chi va a votare spesso non si rende conto magari quale simbologia sta votando e che storia c'è dietro, che secondo me è la parte più importante, perché a volte si vota quasi per
quasi come una chiesa, nel senso si è abituati a votare quel simbolo e non ci si rende conto magari quali sono le origini. Per esempio prima parlavate dello scudo della Libertas, no? E queste cose qui, e io ho trovato un vecchio poster della guerra sovietico-polacca che più o meno, non so se quelli si sono ispirati a questo poster, però è praticamente lo stesso, va a riprendere una simbologia militare tipica che poi viene ripresa. Questo è un poster che praticamente dice Dobroni, cioè alle armi, e sotto dice praticamente ergetevi a scudo della Polonia e difendetela, che come concetto, no, è molto similare. Quindi è vero che molte simbologie dei partiti in realtà vanno a riprendere vecchi poster di periodi di guerra, perché alla fine gira e rigira sono quelle, diciamo, le immagini che rimangono, dal ti voglio come recluta nell'esercito, ti voglio come lettore o ergiti a difesa di un qualcosa. Quindi quasi sempre hanno delle origini collegate alla storia e soprattutto militari, dal mio punto di vista. Beh, Giovanni, parlando di scudo crociato, avevi iniziato poco fa a parlarne, magari se vuoi aggiungere qualcosa, dato che Sì, ha fatto vedere Mirko anche il cambiamento, diciamo, del simbolo della Democrazia Cristiana e tutte le varie, diciamo, scissioni, defezioni, poi ci rimettiamo insieme perché stiamo bene e quant'altro, per non parlare del leitmotiv fondamentalmente, che è per appunto questa croce con scritto Libertas su questo scudo a sfondo bianco. Ecco, Giovanni, prego. Sì, la cosa che secondo me va sottolineata è appunto in questo amplissimo reticolo, che io ringrazio Gabriele per l'averlo composto perché ha fatto una sintesi perfetta di come ci si scompone e ricompone nell'arco di 30 anni, poi sostanzialmente, perché questa è una fotografia, almeno diciamo, l'elemento di partenza delle varie scissioni. E come ponendo al centro, diciamo, il simbolo dell'UDC, che a un certo punto hanno recuperato una gran parte di quella tradizione di ex democristiana, a parte quella che è andata nella Margherita, però che si sono posti il problema di rimettere a sintesi le tre anime precedenti. Quindi ci troviamo non con uno scudo crociato, ma ben tre scudi con grafiche diverse, uno scudo classico e due vele, perché appunto l'esperienza del CCD, l'esperienza della democrazia europea doveva in qualche modo tornare e non bastava più mettere solo lo scudo crociato che fino a 10 anni prima li rappresentava tutti, ma in quei 10 anni aveva in qualche modo rappresentato solo una parte di quell'esperienza. Quindi è interessante andare a porre l'attenzione sul fatto che indipendentemente da una comune origine, appunto lo scudo crociato nella sua versione classica rappresentava il popolo e quindi anche la rappresentanza democristiana fino al 92 circa. Ecco, quindi come invece 10 anni dopo ci trova di fronte a necessità di aggiungere, perché in quei 10 anni è successo tanto altro e quindi bisognava rendere partecipe, rendere aggregante questa esperienza. E Scusa Giovanni, una cosa interessante, spesso aggiungono, ma spesso tolgono anche, perché sì, magari quella particolare simbologia era divisiva e allora è meglio... Sì, ma certamente, poi ovviamente a un certo punto devi anche, sì, vedo Gabriele che sta fremendo, gli do subito la parola. L'elemento interessante è come è un problema unire, a un certo punto non puoi fare e ce ne sono per carità, dei simboli che contengono 10 simboli, 4 simboli, pensiamo all'esperienza della Margherita che era una cozzaglia di roba, ma non è che solo la Margherita era una cozzaglia di roba, erano tanti altri partiti, una cozzaglia di simboli perché univano tante cose. E quindi c'è questo elemento di unire e poi magari togliere oppure fare un qualcosa di nuovo, perché appunto poi alla fine devi a un certo punto devi trovare qualcosa di nuovo e qui nasce per esempio il PD, per esempio, dover ricominciare da capo, ma pure il PD ha degli elementi classici della bandiera che già conosciamo. E interessante, ma su questo Gabriele sicuramente ha molte cose interessanti da dire, è i simboli solo per l'elezione, il simbolo solo per l'elezione che tendono a inserire il nome del candidato premier, che poi magari sanno che non sarà mai premier perché prenderà un pugno di voti, però come la personalizzazione della politica
a partire dal 94. È interessante come il 94 sia un po' uno spartiacque. Nel 94 si iniziano a mettere i nomi sulle maglie dei calciatori, che uno pensa che ci sono sempre stati, in realtà sui mondiali dei Stati Uniti del 94 che iniziano a mettere i nomi dietro alle magliette. Ecco, dal 94 in poi avremo anche i nomi dei politici, cosa che prima non succedeva, nel senso che prima non c'era questa personalizzazione, c'era il segreto del partito che sicuramente era il referente, però ovviamente con una differenza tra la cosiddetta prima repubblica, che c'era anche un sistema diciamo elettorale composito, e la seconda repubblica in cui uno pseudo bipolarismo che poi sappiamo che è imperfetto, c'è anche il problema di creare un simbolo apposito per quella tornata elettorale. Quindi ecco l'elemento cangiante dei simboli. I simboli cambiano dalla sera alla mattina perché non serve più. Se Salvini poi dopo in qualche modo non è più il segretario del partito, il simbolo deve cambiare, non è che poi rimane Salvini o i vari, poi per carità abbiamo Berlusconi che è il candidato premier da 25 anni e da quel punto di vista non gli va bene così, però è un elemento interessante che appunto ci porta a capire come i simboli devono cambiare perché hanno una loro scadenza, una scadenza anche a breve data. Oddio Giovanni, sei un po' cattivo, cioè secondo me Berlusconi è ancora un po' giovane e può dare molto alla politica. Io ricordo che Salvini è da più tempo in politica di Berlusconi, quindi ci sono anche questi paradossi, diciamo. E diciamo che quando Salvini è entrato in politica non era neanche nata l'attuale fidanzata di Berlusconi. Così. Gabriele, prego. No, mi ero dimenticato una cosa sul riciclaggio, ma che va benissimo tenere la Lega per un attimo. Roberto Gremmo, noto pioniere dell'autonomismo, anche se da tempo si è ritirato nella sola ricerca storica, in un suo libro capitale da questo punto di vista, cioè Contro Roma, ricorda come Bossi, quando ancora erano in rapporti decorosi, gli avesse chiesto se secondo lui sarebbe stato un problema riutilizzare per un partito in fondazione, la Lega Lombarda, il simbolo, il marchio delle biciclette Legnano, che notoriamente è esattamente il guerriero di Legnano, figura di Alberto da Giussano. Non a caso, nelle primissime versioni della Lega, sotto c'è il sasso della statua su cui il guerriero poggia il piede quello più a sinistra. Questo non era un caso. Sulla questione dei nomi mi piacerebbe poter dire qualcosa più avanti, anche perché ho visto uno spunto tra i commenti legati alla lista Pannella del 92, giusto 30 anni fa. Ma visto che si parlava di scudo crociato, lì ci sono tante cose che vanno a complicare la storia, grazie per averla tirata fuori. Ci sono tante cose che vanno a complicare la storia dello scudo crociato. Certamente quel partito aveva una sua storia, parlo della Democrazia Cristiana naturalmente, ma ancora prima del Partito Popolare di Sturzo, che usava i colori ribaltati dello scudo sostanzialmente, cioè fondo rosso, nero scuro naturalmente, perché in tutto ciò non ci dimentichiamo che l'inizio degli anni 90 cambia molte cose, non soltanto a proposito dei nomi, ci arrivo subito, e entra anche il colore, nonostante Francesco Cossiga che aveva cercato di rinviarlo. Le schede a colori ce le abbiamo solo dal 92 in avanti, e questo sarebbe stato un gran casino per chi aveva cercato poi di fare i simboli, perché da allora in avanti sono drammaticamente peggiorati nonostante il maggior numero di strumenti a disposizione. Ma tornando allo scudo, c'era sicuramente una storia che non si voleva disperdere. C'era un nome su cui si voleva cambiare pagina, ritenendo a torto ragione che si dovesse archiviare quella storia, per cui si torna al Partito Popolare Italiano nel 1994, sia pure nel modo scorretto perché non si fece un congresso. Poi succede anche che se quella volta nascono due gemelli, sostanzialmente, anzi due e mezzo in teoria, cioè Partito Popolare da una parte e Centro Cristiano Democratico, Casini, tanto per essere chiari, Casini e Mastella già allora, dall'altra più un altro gruppo più piccolo dei Cristiano Sociali. Nel 95 c'erano delle fratture più dolorose in cui, come nelle peggiori separazioni, si dividono anche i segni distintivi.
non so se puoi rimettere il grafico ad albero dei segni democristiani da quel punto di vista, ma il Partito Popolare è rimasto fedele al centro-sinistra, mantiene solo lo scudo senza croce all'inizio dentro un gonfalone, ma tiene la parola popolari. La parte più vicina a Buttiglione è al centrodestra, non può usare popolari, ma si tiene lo scudo crociato. È un modo per cercare di tenersi in qualche modo, di riconoscersi parte litigiosa e anche molto in quegli anni dell'eredità. Poi appunto in qualche modo le storie si riuniscono in un modo o nell'altro, e allora appunto quando si mettono insieme tre tronconi nel 2002, di fatto all'inizio del 2002, con l'UDC, nessuno ha il dubbio che lo scudo debba stare in alto, perché deve essere visto, ma viene messo in alto anche perché contemporaneamente qualcun altro si sta muovendo, perché spuntano tutta un'altra serie di simboli nella parte bassa con lo scudo crociato, perché come dicevo prima non fu fatto nessun congresso per cambiare il nome, nessuno voleva sciogliere la Democrazia Cristiana, si voleva semplicemente fare come fece il PC e come avrebbe fatto poi il Movimento Sociale. Nessuno ha sciolto niente, si è soltanto cambiato il nome, giuridicamente parlando. Questa è una cosa che forse a più di una persona sfugge. Il problema è che ci voleva un congresso per farlo, perché è un pezzo di statuto. Non essendo stato fatto questo congresso, e vista l'identità di alcune delle figure di vertice, c'è qualcuno che da allora è ancora convinto che tutti quegli atti abbiano lasciato da parte una Democrazia Cristiana addormentata, in letargo, che aspetta di essere svegliata. E va via via, soprattutto dall'inizio degli anni 2000, ci sono persone particolarmente convinte che ogni volta dicono: io sono l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana. C'è stato anche un brevissimo periodo in cui questa cosa ha avuto echi giudiziari anche sul piano elettorale. Nel 2008 abbiamo rischiato di non votare o di votare in ritardo per la famosa Democrazia Cristiana di pizza, se qualche derogato di politica per sbaglio se lo ricordasse. In realtà poi sono cose che sono destinate a finire tendenzialmente male, un po' perché giuridicamente sono poco consistenti, un po' perché in realtà si litiga drammaticamente e questi tentativi spesso si scindono facendo nascere altre DC. L'ultimo deposito dei contrassegni al Viminale che si è avuto dal 12 al 14 agosto ha visto 4 partiti con il nome Democrazia Cristiana, 6 simboli con lo scudo crociato. Delle 4 democrazie cristiane 2 simboli erano praticamente identici, ne è sopravvissuto soltanto uno, questo, non so se riuscite a vederlo, che è l'unica democrazia cristiana rimasta salva, benché nessuno abbia detto sì, lo mostro meglio, forse adesso si vede di più, è rimasta salva anche se nessuno ha avuto il coraggio di dire al Viminale, perché poi non spetta a loro, di dire che è in continuità con quella del 94 e che però, come avete visto, non ha lo scudo proprio per evitare guai, perché ci sono poche regole sull'uso dei simboli alle elezioni. Una di queste è che bisogna tutelare i simboli presenti in Parlamento, ma non per tutelare i partiti, per tutelare l'elettorato, per evitare che sia confuso, perché altrimenti è facile così. L'ultima cosa sullo scudo, poi mi taccio, è interessante ricordare una cosa: dal 1975 una disposizione dice divieto, anzi 57, chiedo scusa, dice divieto di simboli religiosi, divieto di immagini e soggetti religiosi, per evitare di carpire la buona fede di chi magari pensasse che quel partito è sotto l'influenza di quel simbolo, di quella religione. Giorgio Almirante, che è in aula alla Camera, dice: ma voi avete la croce. E Iervolino, padre di Rosa Iervolino Russo, dice: non è una croce, è uno scudo crociato, è un simbolo storico e araldico, non è un simbolo religioso. Tanto per dire che di nuovo il segno della guerra ritorna, volendolo o no, anche in questo caso, ma in fondo poi che cos'è la campagna elettorale se non una guerra in qualche modo depotenziata, che però peraltro di danni può farne parecchi. Quindi la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi? Parafrasi.
Ci La sarebbe campagna Sun Tzu, elettorale, ci la campagna sarebbero molte elettorale. altre cose da dire. No, Giovanni guarda, Diamanti me ne riderebbe moltissimo per questo. me ne sono venute in mente tante. Quando ti sentivo dire, no, che c'erano 2 simboli della democrazia cristiana, 4, 6, mi veniva in mente di parafrasare le famose frasi di Andreotti, no? Amo talmente tanto la democrazia cristiana che preferisco ce ne siano 6. No, ma assolutamente sì. Io, anzi, visto che hai citato Andreotti, no, si potrebbe parafrasare un'altra frase abbastanza famosa sua, il quale diceva che i matti si dividono in 2 categorie: quelli che credono di essere Napoleone e quelli che pretendono di riformare le ferrovie dello Stato. C'è la terza categoria di quelli che ritengono di essere l'ultimo segretario della democrazia cristiana. Ma visto che qui si parla di imitatori, non è la 1, non è la 2, ma neanche la 3, perché 3 non bastano, da questo punto di vista. Assolutamente sì. Beh, vorrei passare avanti. Parliamo della fiamma tricolore, dato che tra le varie, diciamo, ispirazioni che mi ha dato Giovanni in quella famosa telefonata di inizio live, c'è stata la questione appunto del volere da parte di Fratelli d'Italia di nuovo la fiamma tricolore all'interno del proprio simbolo, e il PD che da questo punto di vista ha fatto, insomma, è impazzita, ha detto no, che scandalo, eccetera, eccetera. Ora, Scusa Luca, per fare una parafrasi, visto che ormai vai. siamo in questa tematica, il logo logora chi non ce l'ha. Ah, mamma mia, complimenti. Che Vi freddura. prego, qui rischiamo veramente l'imitazione di Andreotti, questa ve la risparmio. Complimenti per la freddura. Detto questo, però, tornando alla fiamma tricolore, ecco, c'è stato un periodo in cui l'MSI cambia nome e di conseguenza, insomma, anche il cancellare oppure cambiare leggermente il proprio simbolo serve molto per, diciamo, ripulirsi da un passato un po' scomodo. Ecco, da questo punto di vista, Giovanni, puoi dirci qualcosa in più? Sì, intanto l'MSI storico, diciamo così, già a partire dai primi anni '70, dal '72, cambia in parte il suo simbolo perché diventa Destra Nazionale. Perché diventa Destra Nazionale? Perché imbarca una serie di i monarchici sostanzialmente, una parte di quella destra che non era missina e che in qualche modo aveva trovato poco appeal nel corso delle ultime tornate elettorali. Quindi si cerca già di a partire nei primi anni '70, siamo in un periodo particolarmente denso di avvenimenti dopo il '68, quindi con un tentativo anche di trovare delle nuove forme politiche. Sappiamo come in quel periodo l'MSI Destra Nazionale possa candidare una serie anche di ex militari, ex generali, quindi c'è un desiderio di testare altre strade che appunto in quel caso non porteranno a molto. Punto. Ma già c'era stata, appunto, per dire come la destra italiana ha avuto nel corso della sua vita una serie di modificazioni per cercare appunto di trovarsi all'eventuale appuntamento di poter in qualche modo essere più pesante all'interno degli equilibri politici. Sappiamo che fino appunto nella Prima Repubblica non sarà mai al governo, non avrà mai nessun tipo di ruolo governativo, e questo ruolo che viene cercato in qualche modo fino al '94, cercando di influenzare le maggioranze instabili precedenti, diventa un'occasione appetibile proprio a partire anzi addirittura dal '93, quando Fini si candidò come sindaco di Roma e trovò un esplicito appoggio da parte di Berlusconi. Quindi già questo ci introduce come la campagna elettorale del '94 già possa essere anticipata di qualche mese, e la possibilità da parte dell'MSI, di Destra Nazionale, di entrare in una realtà governativa comportò il desiderio, la necessità
il destino di poter in qualche modo ripensare alla propria collocazione anche simbolica, visto e considerato che i conti con il passato o comunque con il presente, per esempio il PC l'aveva fatto con emorragie, perché comunque sappiamo che l'epoca, il periodo 89, 90, 93, 94 e poi a seguire non sarebbe stato indolore per la sinistra. E quindi troviamo da parte di Fini il tentativo di trovare altre strade, quindi che sarà la trasformazione, come giustamente ci ha detto Gabriele, in alleanza nazionale, però mantenendo alla base del simbolo del partito la fiamma con la dicitura MSI, ma in pochi si ricordano come nel 98 vi fu un'idea più che durò dalla mattina alla sera sostanzialmente, non credo potesse durare di più, ma di cui abbiamo una vignetta, ho trovato una vignetta in cui sbuca una coccinella che in realtà è il simbolo di un evento, di un'assemblea, quindi non aveva velleità di poter sostituire il simbolo né quello recente o quello vecchio. Ora questa coccinella che in qualche modo pone l'incognita di poter trovare qualcosa di nuovo, visto appunto che la sinistra si sarebbe poi declinata con vegetali, a partire dalla quercia, l'ulivo, tutta una serie di elementi vegetali. Ecco, perché non partire con elementi invece animali? La coccinella, un insetto utile, un insetto molto anche allegro, anche ben visto. E quindi io farei vedere la vignetta di Giannelli che ironicamente ci pone l'attenzione, ecco, qui c'è un Fini che attraverso si fa capoccella dietro un'immagine di Mussolini con al posto dell'elmetto la coccinella. Quindi, come dire, beh, la tradizione è sempre quella, non è che ci dimentichiamo da dove veniamo. Qui Mussolini lo teniamo ben radicato nei nostri pensieri, però diciamo lo modernizziamo in qualche modo e gli mettiamo questa coccinella per renderlo un po' più presentabile. Quindi molto spesso, e qui arriviamo anche a polemiche un po' più recenti, in cui ci si trova non solo nel caso dell'MSI, poi declinato Alleanza Nazionale, eccetera, Fratelli d'Italia, ma anche altre formazioni che in qualche modo mantengono un cordone ombelicale con un passato più o meno infelice e che appunto hanno però la necessità di mantenerlo questo legame, perché c'è uno zoccolo duro di nostalgici che possono essere di destra o di sinistra o di centro, di qualsiasi tipo di famiglia politica, e che appunto bisogna però far riferimento, e questo appunto arriva ovviamente anche ai giorni nostri. Quindi, come diciamo, si è tolta sì la dicitura MSI con la base della fiamma, però la fiamma rappresenta ancora un elemento importante per un certo tipo di elettorato di destra. E appunto tutte le polemiche che ci sono state e anche le cause che sono state fatte negli ultimi 20 anni, pensiamo alle varie gocce con puntine che sono state appunto rese sempre più simili a quello. Qui arriviamo a quest'altra vignetta che ci ricorda il discorso di Gabriele che faceva quando hai detto gocce mi hai istigato. Della rosa nel pugno. Quindi abbiamo questi elementi che appunto rimangono e che ci si lotta pure. Pensiamo ai comunisti italiani. I comunisti italiani sono usciti nel 97-98 recuperando un simbolo molto simile a quello del PC. È un simbolo che Rifondazione Comunista non era riuscita a ottenere, ma l'ha ottenuto perché era stato tolto nel frattempo dal PDS, divenuto DS, che aveva recuperato nel frattempo la rosa socialista. Quindi vediamo come c'è sempre una corsa e non necessariamente vince quello che arriva primo o che arriva secondo, magari vince quello che arriva ultimo, perché riesce a arrivare nel momento giusto in cui quel simbolo non è più prioritario per quel determinato partito. Diciamo, l'hanno tolto, quindi non ti fa più concorrenza in quindi qualche vince modo. Chi arriva ultimo, Giovanni? Non vince chi arriva nel momento giusto al punto giusto, nel senso che in quel caso i comunisti italiani
sono riusciti a avere quel simbolo perché nel frattempo il PDS diventato DS l'ha tolto, e cose simili possono essere rintracciate dalla Meloni, che in qualche modo ha recuperato la fiamma quella vera rispetto a tutti gli altri, fiamma tricolore, tutte le altre aggregazioni di destra che tra il 94 e il 2015, non so, così grosso modo a spanne, hanno tentato di trovare una fiamma molto simile a quella tradizionale, ma gli hanno fatto cause, gli hanno fatto una serie di divertenza. L'ultima citazione e poi su questo mi taccio. Nel film Caterina va in città, che è un film mi pare del 2002, c'è un esponente di destra interpretato da Claudia Mendola, ecco, che è palesemente di Alleanza Nazionale, cioè, però non avendo l'autorizzazione a mettere il simbolo di Alleanza, ne mettono un'altra fiamma di un altro partito, ben contenti di metterlo perché gli faceva pubblicità, però appunto come poi alla fine questa confusione di 1000 fiamme, 30, 40 fiamme col pugno, senza pugno, eccetera, poi comporta anche come alla fine in qualche modo vengono riutilizzate, dice nel film non abbiamo quella originale, però in qualche modo basta che ci mettiamo una fiamma e alla fine facciamo capire che il contesto di questo politico un po' così alternativo lo rendiamo. Ve la butto lì, parlando di simboli strani. Non sentiamo. Walt Disney Production. No, ma ve adesso la butto lì parlando di simbologia strana, diciamo. No, ma se posso, no, perché mi stai dando il destro senza volerlo. La coccinella durò pochissimo, anche perché, al di là del fatto che a qualcuno non piaceva molto, non convinceva, piaceva molto a Fisichella, ma durò pochissimo perché le agenzie registrarono un commento di Vladimir Luxuria che dice veramente il segno di transessuali, adesso facciamo causa. E diciamo che questo non piacque a qualcuno e sparì prima di subito, sostanzialmente. Primo scivolone bestiale, perché poi nello stesso anno del Signore 1999, in cui i democratici utilizzarono, questo è Francesco Cardinali di ADV Creativi che aveva fatto quel segno, che ha sempre smentito di avere visto Pinocchio, sebbene qualcuno avesse messo in giro la voce che Disney avesse diffidato in qualche modo dall'uso. Non ci dimentichiamo che quell'anno fu il più americano mai visto in Italia, parentesi, non esistono simboli ufficiali dei partiti americani, quell'asinello e l'elefantino sono di derivazione satirica. Ci sono paesi che non conoscono i contrassegni elettorali, l'America è uno di questi, e appunto Alleanza Nazionale insieme al Patto Segni utilizzò l'elefantino, tanto per dire. Esattamente, sì, vedo che Marina Di Verano se lo ricorda, però andò malissimo perché fu poco più di quello che l'Alleanza Nazionale avrebbe preso prima e quindi evidentemente fu abbandonato anche questo. Però quindi effettivamente non è tanto un simbolo strano, però vi poteva far sorridere il fatto che assomiglia abbastanza all'asinello di Pinocchio della Disney da un certo punto di vista. Stavi dicendo della fiamma, se posso permettermi, quando un simbolo resta c'è sicuramente uno zoccolo duro da non disperdere, c'è un problema di riconoscibilità e c'è anche un problema in una prima fase perlomeno di non lasciarlo in mano altrui. Se si cambia il nome è anche un modo per dire io ho cambiato il nome ma sono sempre io e il mio patrimonio ideologico sia pure lasciato alle spalle mi rimane, ecco perché PDS alla base dell'albero della sinistra tiene falce e martello con PC, ecco perché AN in miniatura tiene MSI fiamma con tanto di base sotto. Quando poi per la prima volta la Fondazione Alleanza Nazionale decide di sostenere in qualche modo un partito, alla fine del 2013 Fratelli d'Italia si fa assegnare, prima per un anno, poi in modo indeterminato, la fiamma, guarda caso perché in quel momento un gruppo di forze politiche, incluso la Fiamma Tricolore, aveva deciso di rifare AN e quindi ha detto fermi un attimo, questa ce la prendiamo noi. Tanto per dire che in effetti conta non chi arriva primo, chi arriva ultimo, chi arriva al momento giusto, almeno per un po'. Non è detto che la cosa poi duri
un tempo indefinito o che debba per forza andare sempre così. Quanto alla questione della falce e martello del 98, non esiste, non troverete mai un atto dei democratici di sinistra che concedono l'uso, non l'avrebbero mai voluto fare, però dissero vabbè, non vi facciamo causa, non vi mettiamo i bastoni tra le ruote, perché in qualche modo, più che togliere voti a Rifondazione, avete cercato di salvare il governo Prodi, soprattutto. Rifondazione però reagì, e come? In effetti il primo simbolo del Partito dei Comunisti Italiani aveva il fondo bianco. In qualche elezione amministrativa del 98 si presentano così, in qualcuna rimane, in qualcuna glielo bocciano e devono iniziare a usare il fondo blu, che poi diventerà blu a partire ufficialmente dalle europee del 99. Il Ministero l'aveva ammesso, ma la Cassazione aveva detto che era un po' troppo simile a quello di Rifondazione. Alle volte le cose cambiano anche per questo. Si è visto anche qualche simbolo della fiamma tricolore, ma il primo tentativo di simbolo della fiamma tricolore era né più né meno che la fiamma dell'MSI con la base sotto e un cerchio tirato col compasso. Si vedono ancora gli sbaffetti di matita nell'originale che avevo trovato al Ministero. Guarda, una piccola cosa, non c'entra tantissimo, ma secondo me va a riprendere come la simbologia è importante se non ci si rende conto di che cos'è. Siccome hai parlato della storia Coccinelle, a me mi è venuto così, sfolgorato sulla via di Damasco, mi è venuta in mente quando la Meloni, mi pare un anno fa o 2 anni fa, venne presa in giro su internet per il discorso Meloni Chan. Non so se la conoscete questa cosa, perché ovviamente la Meloni, che è per la famiglia tradizionale, a un certo punto aveva cominciato a ricevere sul suo Facebook, credo, immagini che lei pensava fossero di lei, no? Cioè che l'utenza gli mandava queste immagini qui. In realtà questa è una tipa di un anime che si chiama Mario Hara di Love Live, che in realtà è omosessuale. E quindi c'era questo gioco delle community che gli mandavano queste immagini, lei diceva che carine, no? E non si rendeva conto che invece erano a presa di giro proprio perché lei è per la famiglia tradizionale, e invece questa cosa era assolutamente contraria, che secondo me è un po' come la storia della coccinella, no? In versione moderna, in versione meme, se vogliamo utilizzare una cosa moderna, diciamo attuale, però va a ricordare molto questo genere di storie. Quindi la simbologia è importante, soprattutto se non ti rendi conto di quello che vai a utilizzare poi. Sì, io volevo intanto c'è una domanda per te, Giovanni, ma la rivolgo a tutti, che adesso proietto. Il simbolo dello scudo crociato, poi sì, ti do la parola tranquillamente, Gabriele. Il simbolo No, scudo era solo per dire sì. Ah, perfetto. Scudo crociato può riferirsi all'episodio della vittoria di Costantino su Ponte Milvio, quando si dice gli apparve la croce. Ecco, Giovanni, secondo Gabriele te? Gabriele ha già risposto. Sì, non ho la certezza matematica, però diciamo, è sicuramente un elemento della tradizione cristiana, e il discorso della difesa è quello che dicevamo sempre prima, no? I simboli, soprattutto quando pensiamo, mi ricordo una tessera del Movimento Sociale Italiano che era un passaggio a livello, c'era la leva del passaggio a livello che fermava la DC e il PC. Quindi questo elemento di partito che in qualche modo è anche funzionale non solo a esprimere i propri valori, quindi la propria identità, ma anche quella di preservare la possibilità che identità altrui vadano a rovinare le proprie tradizioni. E qui abbiamo un ritorno, perché il concetto di Dio, padre e famiglia, che appunto ha una sua connotazione, diciamo, ambigua nella sua declinazione storica, no? Cioè, viene utilizzata in momenti anche un po' problematici. Pensiamo come la Repubblica di Vichy abbia inserito un nuovo motto a 3 rispetto a fraternité, liberté, égalité. Quindi vediamo come l'identità
anche di esprimere dei valori del tipo di tradizione storica, e quindi ovviamente il cristianesimo e la DC in qualche modo faceva a largo uso di tutta una tradizione, come del resto la Lega. Il discorso della Lega, il concetto di Carroccio, il concetto di difesa della pianura padana dai barbari, quindi da Federico Barbarossa, quindi evidenzia la propria connotazione ideologica, storica, che appunto si protrae. Ovviamente poi magari molti non lo sanno, non hanno la percezione. Se tu vai a dire a un elettore medio negli anni 50 lo scudo è Costantino, non lo sanno, persone analfabete, o il discorso della storia medievale per il popolo del Carroccio. Però questo ti fa capire come poi alla fine i simboli partono da dei concetti, diciamo, intellettuali, culturali, di tradizione, però poi alla fine diventano talmente appetibili che perdono nel tempo quella propria elemento originario, e appunto poi acquisiscono vanno di vita propria, nel senso poi non ti poni più il problema se rappresentano veramente quell'elemento del passato, e quindi poi ne affronteremo parlando delle famiglie di sinistra, il concetto della falce e il martello, il libro, il Sole dell'Avvenire. Qui c'è tanta ciccia su come i vari partiti socialisti e comunisti possono aver diciamo abbinato questi tre simboli tipici della sinistra italiana in questo caso, ma della sinistra in tutto il mondo, perché la falce e il martello ovviamente è internazionale, però l'elemento del Sole dell'Avvenire, il libro, quindi come un elemento simbolico legato al passato poi possa essere in qualche modo aggiornato, per perdere alcuni degli elementi, fino ad arrivare appunto ai socialisti che nell'87 mantengono il garofano, che ce l'hanno da una decina d'anni, e tolgono la falce e il martello, tolgono il libro. Quindi vediamo come poi l'evoluzione ti fa fare selezione su quello che hai portato nel corso del tempo. Sì, mi sembra, tra parentesi, che per passare avanti invece, un altro aspetto invece che lega un po' tutti i simboli sia, diciamo, il patriottismo. Se notate, in ogni simbolo è sempre presente il tricolore italiano, la bandiera italiana. Poi ovviamente ci sono, come dire, manifestazioni molto, come dire, insomma, che sottolineano questo aspetto, a parte questi esempi recenti, tra parentesi, di queste elezioni, come ad esempio Forza Italia, per dirne una, ma se andiamo ancora più indietro ce ne sono di simboli. Ecco, da questo punto di vista, Gabriele, vorrei 2 parole da parte tua. Tu hai ragione, ed è un tema quasi imbarazzante da un certo punto di vista, perché io dicevo prima, i simboli sono stati in bianco e nero fino al 1992 escluso, il che voleva dire che i colori c'erano lo stesso, perché a parte che si vedevano a colori altrove, cioè in televisione per esempio, in altre riproduzioni, nei manifesti, non tutti ma in molti, il tricolore naturalmente esisteva anche prima, perché era tricolore la bandiera del PLI, dei liberali, era tricolore la bandiera sotto a quella rossa con falce, martello e stella del PC, era tricolore la fiamma, quindi si utilizzavano artifici grafici, che ne so, le righe trasversali crescenti per il verde, quelle verticali per il rosso, mi pare che sia così con il codice in quel periodo, e quindi era un modo per farlo comunque, ma altrove il tricolore non c'era sostanzialmente. Poi improvvisamente, quando arriva il colore, c'è anche un'esplosione di tricolore del quarto colore nazionale, che è il blu o l'azzurro, che viene da Casa Savoia naturalmente, poi è passata la maglia della nazionale, delle nazionali anzi, e lo usiamo anche altrove. Non a caso Ivo Diamanti parlava di verde, bianco, rosso e azzurro in uno dei suoi libri più famosi, anche nel Simbolo di vita di Sara Cunial c'è anche questo tipo di colori, e in effetti oggi il tricolore lo troviamo ovunque, ma già nel 94 Carlo Branzaglia e Gianni Sinni dissero: mio Dio, ma dire che i partiti devono essere filo Italia mi sembra veramente il minimo da un certo punto di vista. Scusa una cosa, Gabriele, ti volevo chiedere una cosa interessante su questo. Siccome tu dici del
simbologia di riprendere i colori d'Italia, si rendono conto che vita fatto con un logo così, che sarebbe l'Yggdrasil, l'albero della vita, in realtà va a riprendere una tradizione nordica che con noi non ci azzecca niente? Probabilmente no, ma è uno dei tanti, cioè come chi utilizza il tricolore in altre posizioni, cioè con i colori messi diversamente o cose di questo genere, è uno dei tanti, non so quanto consapevole, non so se mai sentito perché non ti ho visto per un attimo, comunque non so quanto fosse consapevole questo bisticcio di comunicazione, però è un fatto che dal 94, anno in cui esplodono i simboli in tutti i modi, il tricolore lo si vede veramente ovunque. Tra l'altro mi fa sorridere, ho avuto per il mio sito i simboli della discordia.it, ho avuto la possibilità, e non ho ancora finito, di intervistare alcuni creatori degli emblemi più famosi, sostanzialmente. E uno dei primi che ho intervistato è stato Cesare Priori per Forza Italia. Cesare Priori, che era il creativo di Fininvest e Mediaset all'epoca, ed era stato lui a creare quella bandierina. Lui disse che quando si era deciso di puntare sulla bandierina e su Forza Italia, inteso essendo l'anno dei mondiali, in senso calcistico, Berlusconi era presidente del Milan, eccetera, eccetera, mi disse questa frase. Berlusconi a un certo punto ci disse: male che vada, è l'anno dei mondiali, le bandiere con Forza Italia le venderemo fuori dagli stadi. Ora, non so se fosse vero o meno, non penso che mi abbia detto una bugia, però in effetti questo dava l'idea del patriottismo che poi è uscito dalle curve degli stadi o dalle tribune degli stadi, per essere un po' più raffinati, e si è portato altrove. Non a caso prima avevamo la propaganda, adesso abbiamo sempre più spesso, e non è una buona notizia, delle tifoserie. È anche vero, e così posso chiudere per non farla troppo lunga, Luca, come promesso, che se di fatto il tricolore più l'azzurro o blu, azzurro, diciamo il blu è più sul conservatore, ma anche l'azzurro fondamentalmente è così, se questo è ormai l'elemento dominante in quasi tutti i simboli in un modo o nell'altro, è ovvio che a quel punto non abbiamo più simboli, abbiamo dei marchi, abbiamo dei loghi. Non a caso, rispetto ai primi che abbiamo visto, prima c'era una bella immagine definita al centro che il bianco e nero costringeva a fare, ben leggibile, in cui ci si poteva identificare sul piano delle idee. Dalla metà degli anni 90 in poi, e non è colpa solo di Berlusconi naturalmente o dei suoi progetti, c'è sempre più che un'identità, perché in realtà Forza Italia paradossalmente è uno degli ultimi simboli identitari, insieme forse all'Ulivo, cioè che è riuscito a portare un messaggio o che se ne è caricato nel corso del tempo, ma via via di identità ne abbiamo trovata sempre meno. È sempre più facile dire in che cosa non si deve confondere un simbolo con un altro, ma allora non è più un simbolo, è un marchio, perché a questo servono i marchi da supermercato. Tutti i prodotti italiani, ma forse è un po' poco. Guarda Gabriele, quello che dici a me mi stimola mentre lo fai, vado a cercare delle cose che mi accendono, no? Parti del cervello. Siccome si parla di simbologia, patriottismo, no? Perché sbucano fuori cose come queste? Questo è Capitan Harlock utilizzato da Casa Pound, no? Siccome qualcuno nei commenti l'aveva scritto. Ho visto, sì. Da dove arrivano certi accostamenti? Da dove sbucano fuori queste anomalie, come l'albero Yggdrasil prima in quel simbolo? O non si rendono conto, o... Oddio, perché i fumetti... secondo te come ci sono queste anomalie? Insomma. Ma allora, ho imparato una cosa, alle volte noi siamo abituati a farci domande, ed è salutare, anzi forse ci salva la vita, oltre che rovinarci la salute in qualche occasione, ma siamo parte della comunità dei drogati di politica e è sempre bene che ci sia qualcuno, ma forse alle volte certe domande è meglio non farsele, non perché tu abbia sbagliato, va benissimo che tu l'abbia fatta, ma non cerco la risposta, anche se posso dirti che il mondo dei fumetti da una parte, dei cartoni dall'altra, continua a mantenere per alcune parti, a volte anche insospettabili, un appeal notevole. Per cui in qualche modo anche solo l'iconografia, il meme di prima lo dimostra in qualche modo, no? Quello con diciamo la provenienza giapponese, se vogliamo, riletta in modo differente. Questo perché comunque è un linguaggio che, grazie alla
camionata di cartoni che abbiamo visto, lo dico col sorriso perché negli ultimi anni mi sono occupato molto anche di sigle televisive, quindi anche di questo tipo, insieme al mio collega Diego Pavesi abbiamo fatto un librone da questo punto di vista, ma è abbastanza normale, cioè sono comunque parte, se non delle nostre storie, perlomeno del sottotesto che c'era sotto, scusate il bisticcio, che prima o poi risalta fuori, cioè, scusate la battutaccia che non è mia, ma quante volte nelle ultime settimane avete sentito l'ape Maio? Tanto per ricordare il fatto che c'è un'ape nel simbolo di impegno civico di Di Maio, ape che peraltro era già nell'Alleanza per l'Italia, api, anzi erano 2 api di Bruno Tabacci, tra parentesi, e di api ce n'erano state altre ancora prima, anche più fumettistiche. Se qualcuno ritrova, nel mio sito c'era il simbolo dell'Alleanza per l'Europa, Autonomisti per l'Europa, pardon, di Domenico Comino, c'era un'ape che è ancora più simpatica dell'ape Maia, sembra quasi veramente disneyana da questo punto di vista. Perché si fa? Perché alle volte bisogna anche ricordare, si può anche sorridere. Mi limito a pensare questo, così come si deve sorridere, secondo me, lo dico con molto rispetto, e poi chiudo subito, scusa, dello spettacolo, perché tale è, che abbiamo visto fuori e dentro il Viminale dal 12 al 14, comunque prima delle elezioni. Non c'è tanto da indignarsi, da preoccuparsi, da chiedersi dove siamo finiti o che razza di perdita di tempo è il rito del deposito dei simboli. È anzi un punto di vista particolare per vedere e ricordarci com'è fatto il nostro paese. È una galleria di figure che magari non ci somigliano per niente, ma sono del tutto parte della nostra società ed è bene che ce ne rendiamo conto. Quindi tutto sommato sono momenti di studio interessanti, meglio non disperderli o denigrarli, non è il caso. No, io mi chiedevo, siccome dici il simbolo delle api, no? Non so se loro lo sanno, ma chi è che aveva adottato questa simbologia? Napoleone. Quindi un partito, no, che magari parla di libertà eccetera e poi insomma si rifà comunque a quello che poi diventa un dittatore, no? Bonaparte. Quindi è interessante vedere certi accostamenti e poi non sai mai, ma loro ne sono consci, sanno da dove proviene certa simbologia. Lui ovviamente, Napoleone stesso, poi andava a riprendere questa simbologia insomma dai romani e anche precedentemente. E questo almeno sai, gli storici tendono a vedere queste cose in collegamenti, no? E quindi ti chiedi sempre se si rendono conto da dove derivano certe simbologie. Magari non siamo tanti a coglierle, ma secondo me è abbastanza interessante vedere queste analogie. Permettimi di aggiungere una cosa, di come il riferimento a cartoni animati, destra, mi fa ricordare di come, negli anni '70 vi fosse una generazione che oggi chiameremo nerd a destra. La scoperta di Tolkien, dei campi Hobbit, di come, era una letteratura prevalentemente in Italia di destra, in cui ci si ritrovava e che in qualche modo, cercava di trovare degli elementi identitari, di tradizione. Quindi, secondo me, il discorso di Capitan Harlock può rientrare in quel filone di lunghissimo periodo e ovviamente, cambiato nel tempo, però non lo per esempio questo tipo di approccio è difficile che lo trovi a sinistra, non c'è una tradizione, che a sinistra utilizza, quel tipo di cartone animato, quel tipo di, contenuto che appunto oggi chiameremmo nerd. Quindi secondo me, in una realtà all'epoca giovanile degli anni '70, che magari ha fatto il '68 al contrario, nella destra italiana, poi però lo trovi con degli elementi di un cordone ombelicale fino ai giorni nostri. Secondo me questo è una possibile chiave di lettura nell'analisi di quel tipo di manifesto, poi magari ci possiamo ricamare sopra e troviamo altre spiegazioni. Credo che ci siano stati poi anche delle derive, fondamentalmente, nei simboli, come anche nei partiti, noi ne abbiamo scovate, insomma, qualcuno che alcuni sono davvero esistiti, altri invece sono qualcosa di un pochino più. L'hai creata tu anche questa, Gabriele? Sì, sempre per loro, sempre per loro.
Beh, guarda, abbiamo saccheggiato il sito perché appunto sono... No, è tutto vero, è quello che vedete, cioè, queste immagini sono tutte vere. Prego, spiega pure. Ah, beh no, guarda, semplicemente allora, intanto quella che vedete in basso a destra è una delle prime versioni, non la prima, penso che sia del 2001, se non mi sbaglio, quella che vedete, del Sacro Romano Impero Liberale Cattolico, nato nel 94 come Sacro Romano Impero Cattolico, da Mirella Cece, che tuttora è la figura fondamentale del rito del deposito dei simboli. È veramente la cerimoniera, la maestra di cerimonie, perché è quella che fisicamente riesce a tenere in fila le persone, perché da lei il numero e tiene rigorosamente l'ordine, posso confermarlo perché ho fatto la fila anch'io a suo tempo e l'ho potuto vedere. Lei già prima aveva un suo movimento, via via ne ha aggiunti altri. L'ultimo simbolo depositato nel 19 e quest'anno contiene 5 sue effigi, insieme alla bilancia della giustizia divina naturalmente, appunto perché è la sua teologia, diciamo è la teologia di Mirella Cece, se vogliamo, che non presenta liste perché dice io sono contro i partiti, quindi non mi voglio un regime monarchico e quindi non mi sembrerebbe giusto, ma io la mia testimonianza la faccio. Nello stesso anno 2001 a sinistra venne depositato questo simbolo, chiaramente non passò perché si trattava del vituperio di un simbolo di Stato, venne considerato un reato, ma era stato denominato Partito della Gnocca, non sto scherzando, ben prima di Bunga Bunga, ben prima di Chiuppilo per tutti, eccetera. Sul cartiglio rosso c'era scritto, peraltro fatto malissimo, quando ti tocca vota la gnocca. Non oso pensare alle facce dei ministeriali che si sono trovate con uno gnocco di patate improbabile sopra lo stellone. Fu bocciato e nel libretto ufficiale dei simboli trovate il partito dello gnocco con lo stesso gnocco di patate su un bersaglio da freccette. Non mi chiedete perché, davvero, non sono mai riuscito a capire il senso. Quelli che vedete sopra, invece, sono simboli presentati nel 2011 e 2012 da quello che io ho chiamato nel mio libro l'eroe dei due mondi, l'eroe simbolico dei due mondi, cioè Marco Di Nunzio, tra il Sud America e il Piemonte. In Piemonte è una terra ricchissima di questioni elettoralmente interessanti e di eroi simbolici, ultimamente sono un po' meno, ma l'attività l'hanno soltanto sospesa, credo. Tra i simboli presentati e bocciati per carenza di firme alle comunali di Torino del 2011 c'era anche questa lista Bunga Bunga più Pilo per tutti, scritto così come vedete. L'anno dopo si ripresentò in qualche comunale, alle sotto i 1000 abitanti non servono le firme, quindi è tutto molto più semplice. Gli bocciarono quel simbolo ritenendo che fosse osceno, sostanzialmente, che violasse il buon costume. Il problema era il pipino per tutti, evidentemente, nonostante fosse una chiara citazione di qualunque mente di Antonio Albanese, e anche quella figura che secondo loro era troppo formosa. Probabilmente in realtà la figura era di 3/4, quindi quello che è stato scambiato per un seno, quello che probabilmente era il gomito. Però di fatto lo costrinsero a cambiare quella figura, a diciamo rifinirla. Faccio notare che forse è anche peggio, perché trovare lista Bunga Bunga sotto quella che non è una donna ma una bambina verosimilmente dà un messaggio anche peggiore, però quel messaggio non deve avere preoccupato nessuno, perché il simbolo è stato ammesso e da qualche parte ha anche fatto dei consiglieri. Del resto nei comuni piccoli basta una manciata di voti per eleggere qualcuno. È tutto accaduto, per quanto possa sembrare strano. E quando poi il simbolo Forza Juve Bunga Bunga arrivò anche al Viminale nel 2014 alle europee, ma finì piuttosto male, ne sono stato testimone. Vedo Feudalesimo e Libertà che ha fatto le ultime reincarnazioni di questa creatura. Sì, esatto. Secondo me questo è bellissimo, perché è vabbè, sappiamo tutti, credo, che su YouTube gira un lungo video dove c'è Alessandro Barbero che spiegava, no, che i Longobardi usavano certa
certa lingua che poi è rimasta a noi, no? Si è, diciamo, protratta e parlava di zazzera, spranga e queste cose. E credo che qui qualcuno va a riprendere Feudalismo e Libertà, che non so se chi conosce i Man-O-War of Steel e hanno unito praticamente questa cosa con Barbero. In questo non è vero, cioè questa è una cosa così, una goliardata, diciamo. Però non so se è più goliardata questa o quei simboli che vedevamo prima, quindi ormai No, il la cosa vero grave è è il che quelli li finto. hanno portati davvero, nel senso che anche quest'anno si è visto quasi di tutto, mai quanto in passato naturalmente, anche gente che non ha nessuna intenzione di usarli perché non mette nemmeno le circoscrizioni, quindi chiaramente quei simboli non vengono ammessi, cioè si dice non possono essere usati per le liste, però loro dicono ma ci sono tanti politicanti quindi lo posso portare anch'io. E queste cose avvengono, però appunto c'è chi li ha fatti davvero e li ha fatti correre. C'è chi ha fatto correre il movimento Cinque Piole in un comune del Piemonte, tanto per dire, fa il paio col movimento 5 litri che si vede probabilmente online, ma io non mi stupirei se qualcuno provasse davvero a mettere feudalesimo e libertà. La mia amica Antonia Colasante, che si era inventata Votantonia per le comunali del 2016 di Roma, con tanto di cornetto come alla crema rigorosamente come simbolo, qualcuno c'era cascato e aveva creduto veramente che avesse voluto fare la candidatura. Io comunque questo partito lo voterei. Quelli della mia Feudalesimo e comunità libertà. lo capisco. No, perché crede nelle fonti. Credo tutti noi. Ecco. Ecco, beh, allora anch'io da giurista, da costituzionalista devo dire sì, anch'io lo voterei. Del resto, correggimi, non c'è Barbero guidaci verso il socialismo, mi pare anche, quindi... Io ritornerei invece proprio alla questione dei manifesti e tirare anche un po' le fila della live, sempre sulla questione del riuso, plagio, camuffamento, prendiamo qualcosa da una parte per poi ribaltare la frittata contro gli altri. Avevamo trovato in un saggio di Keles, se non ricordo male, che ci ha gentilmente passato Giovanni Cecini, un certo quantitativo di manifesti, di locandine, vuoi per il referendum, vuoi per le varie elezioni e quant'altro, che riprendevano comunque stilemi artistici molto vecchi, come addirittura Leonardo da Vinci, oppure anche quadri come Pellizza da Volpedo, per quanto riguarda invece l'età contemporanea. Ecco, da questo punto di vista, Giovanni e poi anche Gabriele, Mirko, non so se ci potete dare qualche spunto da questo punto di vista. Prego Giovanni. Inizio io. Allora, è un po' il discorso che ci accompagna in tutta questa nostra chiacchierata. Il simbolo deve innanzitutto attrarre l'attenzione, deve suscitare emozioni, deve in qualche modo attrarre o distrarre in base ai punti di vista. Quindi l'utilizzo di un'immagine, in questo caso nei manifesti, già conosciuta e che magari può dare un significato più ampio a un certo discorso è sicuramente appetibile, perché appunto ci richiama in questo caso il valore della famiglia o il valore dell'affetto, del come un corpo martoriato, un corpo invece abbracciato possa appunto suscitare l'attrazione, la passione, il disdegno, eccetera. Quindi l'utilizzo di immagini già viste è sicuramente, ecco qui, anche attraverso il riciclo, no? Diciamo, se Mitterrand ha avuto un suo successo con questo profilo, perché non utilizzarlo pure noi? Tanto la maggior parte dell'elettorato italiano il manifesto di Mitterrand non lo conosce e di conseguenza in Italia sarebbe nuovo, quindi in qualche modo diciamo giochiamo sul sicuro, cioè non dobbiamo scervellarci sulle idee, rubiamo le idee agli altri e poi l'unica cosa che dobbiamo fare è quella di adattarla alla realtà contingente. Quindi ecco qui un gruppo di persone appunto che richiama un po' Pellizza da Volpedo può essere utilizzato per questo manifesto di Fiamma Tricolore. Quindi è l'idea di poter
giocare sul facile, sul sicuro, perché appunto già è un qualcosa di collaudato, un qualcosa che può richiamare all'attenzione un elemento già che l'elettore riconosce, conosce e quindi in qualche modo lo apprezza, lo voterebbe. Cioè, poi essenzialmente la psicologia umana è pigra, nel senso, tra una cosa che conosci, una cosa che non conosci, la maggior parte delle occasioni scegli qualcosa che conosci perché ti rassicura, perché ti porta a credere a quello che già di cui hai avuto esperienza. Ecco qua, questo manifesto che preso dal film è un'idea semplice, ma appunto basta togliere il metto con le SS, ci metti la mano, eccetera, e ti suscita una certa tipo di reazione. Quindi è una questione di... Allora, uno è sempre il solito discorso, come la musica poi alla fine le note sono sempre 7, non è che puoi tanto ricamare, poi alla fine alcune musiche, alcune canzoni si assomigliano e allo stesso tempo anche la grafica, oltre al fatto che ci metti il discorso di poter giocare sul facile, sul sicuro, perché diciamo, probabilmente può essere conosciuto. Guarda, secondo me vanno anche a sfruttare certe cose del funzionamento del cervello umano. Il cervello umano funziona per associazioni, ok? E quindi andare a riprendere vecchie immagini di cui c'è una conoscenza prioristica rimanda anche a un subconscio che magari non ti ricordavi nemmeno più, no? Cioè, hai già visto quell'immagine, che so, potresti aver visto, non vorrei sbagliare, il quadro di Andy Warhol, quello con i barattoli, no? Queste cose qui. Qualcuno va a riprendere questa simbologia qui e comunque te lo associ perché il tuo cervello si ricorda da qualche parte un cassetto della memoria, e qui si vede perché praticamente la mimica è la stessa, no? Delle posizioni, delle impostazioni, diciamo, delle immagini. Tecniche di marketing, per carità, che venivano riprese nella storia. Io ricordo nella seconda guerra mondiale Hitler aveva questa fissa di dover rifare per esempio le manifestazioni dei grandi cavalieri teutonici, modificando la storia. Invece di avere il simbolo, no, della croce dei cavalieri teutonici, metteva quello nazista retroattivamente, no? Perché andava a riprendere un qualcosa di conosciuto applicandolo a qualcosa di attuale, quindi da una parte attingeva alla storia, alla simbologia e dall'altra alla memoria, e da una parte cercava di appiccicarci sopra in maniera posticcia, come si vedeva il simbolo nazista. È un giochino, insomma, che è vecchio come la storia, quindi non mi stupisco di vedere che tentano, insomma, di fare questi barbatrucchi, ecco. Gabriele, battute finali, sì, poi chiudiamo. Dico oggettivamente poco, perché molto è stato, anzi pressoché tutto è stato detto qui, ma in realtà c'è appunto il rivedersi e rivedere qualcosa, smuovere quello che in qualche modo faceva già parte delle esperienze, a volte riutilizzando addirittura gli stessi grafici o grafici di quella stessa scuola o cose di questo genere. Nei manifesti si è visto molto, nei simboli naturalmente lo si è visto meno, salvo per esempio, appunto, avete fatto vedere prima Democratici Repubblicani, quindi Elefantini anzi Asinelli e Elefantino nel 99, era stata una stagione per ammiccare ad altre esperienze che naturalmente non potevano essere riportate tali quali in Italia perché le condizioni non erano quelle, perché non c'era un presidenzialismo, perché non c'era un bipartitismo di fatto, anche se naturalmente i partiti negli Stati Uniti sono molti di più di due, a differenza di quello che si può pensare. Certamente il fatto di mettere Italia un po' dappertutto, c'era anche prima, si parlava di partito italiano, c'era in quasi tutti i nomi dei partiti, ma appunto era la connotazione locale, nazionale di un'idea. Adesso c'è spesso la parola Italia, è piazzata lì, vorrebbe forse richiamare alla coesione, richiamare appunto all'italianità, ma probabilmente, come dicevo anche prima, è un po' poco e forse è tipico più dei marchi. Avevo promesso però che dicevo due cose sui nomi nei simboli, se posso, anzi più che nei simboli e più spesso nei contrassegni. Per la legge quello che noi troviamo, il cerchio di 3 centimetri di diametro che troviamo sulle schede, si chiama contrassegno, che appunto il nome significativo, è la logica del marchio più che quella dell'identità.
che sta all'interno del simbolo, che notoriamente sta al posto di qualcos'altro. Diceva assolutamente in modo corretto prima Martina Di Verano, spesso si pensa che Berlusconi sia stato il primo, e non è vero. Berlusconi ha messo il suo nome solo nell'anno del Signore 2001, cioè molto più tardi rispetto a quello che si può immaginare. Prima di Berlusconi, il primo in assoluto fu Marco Pannella da pioniere, mi si consenta di dirlo, perché quando ancora c'era il sistema proporzionale, nel 92 sia pure con la preferenza unica, in qualche modo l'area radicale, non era un'iniziativa diretta del partito, ma di una sua parte sì, disse dobbiamo puntare verso il maggioritario e dobbiamo anche sopravvivere, perché un'altra parte aveva deciso di fare da lista al referendum sì, e come facciamo? Lo facciamo col nome più riconoscibile, Marco Pannella. Fino a quel momento non si era pensato addirittura che fosse possibile inserire i nomi, lo aveva fatto cultori anche qui di politica, e in questo caso dei martiri, perché non è più tra noi, simbolici, lo aveva fatto soltanto in Sicilia da Val Guarnera Caro Pepe Armando Piano del Balzo, un soggetto che fino al 2009 ha presentato il suo simbolo con nome Stella da Sceriffo. Dopo Pannella l'ha fatto Mario Segni, l'ha fatto Prodi, l'ha fatto Dini nel 96, e lì si ricorda uno dei tentativi di plagio più noti, non so se tu Luca lo conoscevi, ma mi permetto di ricordare questo perché merita da questo punto di vista. Dini, ricordo, era presidente del Consiglio uscente, ex ministro del primo governo di centrodestra con Berlusconi, volle fondare un suo partito schierato nel centro-sinistra. Ovviamente per farsi conoscere prima lo aveva in qualche modo presentato prima anche come simbolo, è normale, ci sta. Evidentemente però chi era con lui non era così pronto a affrontare i riti della politica, e nel centrodestra c'erano i radicali. Allora, in poche parole, che erano molto invece a conoscenza di queste cose, tra i primi a mettersi in fila c'era un ragazzo che nessuno conosceva, che depositò il simbolo della lista Dini Rinascimento Italiano invece che Rinnovamento, con l'idea che il capo della forza politica, che allora non esisteva sul piano normativo, ma quello che doveva essere poi candidato al Senato, era tale Dini Mariano detto Lamberto. Naturalmente anche il simbolo era una bella clonazione. Naturalmente non fu ammesso, con tanto di polemiche, come il governo Dini che boccia il simbolo del suo rivale. Ovviamente non fu ammesso perché da pochi anni la legge diceva che non era possibile depositare un simbolo solo per dar fastidio ad altri soggetti, però appunto anche Dini venne prima di Berlusconi. Quei nomi adesso sono quasi normali, anche se ci sono partiti che non li usano per scelta. Il PD lo ha fatto solo nel 2008 e poi più, lo fa a livello locale. Sa che si è bloccato, lo abbiamo perso. Abbiamo perso. Libera, libera! Lo recuperiamo. Sì, comunque sì. Più o meno abbiamo detto sì. tutto. Ecco, Ti eri sì, non mi bloccato sono un perso. attimo. No, mi ero bloccato, ma ti ho ripreso. No, ma ho chiuso subito. No, sostanzialmente era solo per dire che a livello locale ormai è una pratica sdoganata, a livello nazionale anche ci sono partiti che non desiderano farlo, c'è chi lo ha fatto, c'è chi non smetterebbe più di farlo. In qualche anno addirittura c'era una competizione su quanto fosse evidente il nome. Dietro di te, Mirko, hai i simboli la texture che avevo fatto per il 2006, e quell'anno c'era un Fini enorme, quasi quanto quello il nome di Berlusconi come impatto, che hai uno dalla tua parte e uno dall'altra. Non c'era il nome di Bossi, che sarebbe stato inserito nel 2008 all'interno del simbolo della Lega. Quindi era anche un modo per dire andiamo a tante punte. C'è un contrassegno, non dirò quale, ma tanto è facile, che di nomi ne ha dentro addirittura 3, perché ha 4 miniature all'interno. L'ho chiamato matriosca di terzo grado, qualche motivo ci sarà, povera grafica però in quel caso, mestieraccio quello, davvero. Bene, benissimo. Beh, ragazzi, per concludere, quando il 25 settembre andrete a votare, vedrete i nuovi simboli, in poche parole, riguardatevi magari questa live,
giusto perché magari potrebbe ispirarvi nella vostra scelta. Ecco. Detto questo, io a questo punto ringrazio Mirko Campochiari, Parabellum, ringrazio Giovanni Cecini e Gabriele Maestri. Presto modificherò la descrizione di questa live per mettere qualche articolo, almeno qualche titolo di articolo, e anche il bellissimo sito di Gabriele, che proprio parla ed è specifico proprio di questa materia che abbiamo trattato oggi. E a questo punto, se a questo punto mi è consentito, io vi rimando a una prossima live, ancora qui, su Paresia. Arrivederci a tutti, e arrivederci ai nostri ospiti. Buona serata a tutte e a tutti. Buonasera. Ciao, buon voto, buon voto. Buon voto. Votate, mi raccomando.